Sono i 7 kg di cocaina trovati a Preganziol, il punto di svolta dell'indagine, droga che secondo gli investigatori veniva nascosta anche nei pressi dei binari della stazione di San Trovaso, utilizzati come deposito temporaneo prima della distribuzione ai piccoli spacciatori, per la maggioranza senegalesi e nordafricani. Tutto ha inizio ai primi di aprile, quando a finire in manette è un cittadino albanese fermato dalla Polizia di Stato a San Trovaso con lo stupefacente nel bagagliaio. Un arresto che fin da subito apre uno scenario più ampio. Quell'uomo non era un semplice pusher, ma il punto di riferimento per l'approvvigionamento della droga nel Trevigiano. Da lì prende corpo l'indagine della squadra mobile. Gli agenti ricostruiscono i suoi movimenti, analizzano i contatti, seguono il flusso delle forniture e scoprono che i quantitativi più ingenti non restavano a lungo in suo possesso. Venivano nascosti in punti strategici come l'area ferroviaria di San Trovaso, per poi essere smistati rapidamente verso le piazze di spaccio. I consumatori, professionisti ma anche operai, disposti ad incontrare i pusher in pieno giorno anche nei pressi dell'ospedale Caffoncello. Seguendo questa rete, gli investigatori riescono a risalire ai livelli superiori del traffico, fino ai grossisti attivi in Lombardia. Il blitz scatta tra Roverbella e Porto Mantovano. In un'auto viene scoperto un vano segreto elettromagnetico con 20 kg di cocaina, che due uomini, sempre albanesi, dovevano consegnare ad un connazionale senza fissa dimora. Nelle abitazioni dei due grossisti, il ritrovamento più significativo: 156 kg di cocaina nascosti sotto un letto, insieme a decine di migliaia di euro in contanti. 3 gli arresti eseguiti in questa fase, che si aggiungono a quello iniziale di Preganziol. In totale oltre 180 kg di cocaina sequestrati nell'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso. È un risultato eccezionale, unico, un'attività di indagine che parte dalla nostra città e che fa sì che vengano sequestrati 180 kg di sostanza stupefacente per un valore complessivo di 40 milioni di euro.